Conosciamo i candidati di 5 Stelle che oggi si sono presentati qui alla Stampa nella loro sede del Villaggio Mosè. Sono Rosalba Cimino di Grotte, ho 27 anni e anch'io candidata alle regionali con il Movimento 5 Stelle per la provincia di Agrigento. Quello che sto portando avanti è una serie di punti sul programma per quanto concerne politiche giovanili, innovazione, università. Io sono laureanda in lettere moderne, insieme al gruppo Unipa in Movimento abbiamo scritto la legge sul diritto allo studio insieme ai nostri portavoce regionali, quindi per la prima volta i cittadini si fanno istituzione, collaborano e portano avanti un programma. Qual è il programma dei nostri avversari? Non è dato saperlo, l'unico loro programma è criticare il Movimento 5 Stelle, quindi andiamo avanti il 5 novembre, sono sicura che porteremo la prima regione a 5 Stelle in Sicilia. Sono Fabrizio Lagaipa, sono di Agrigento, sono un operatore del turismo, per cui ho molto a cuore questo aspetto dello sviluppo economico di questa città e di questo territorio e di questa regione ovviamente. Giorno 5 di novembre avete l'opportunità di cambiare il volto della Sicilia, partiamo dallo sviluppo, partiamo dal lavoro e per quanto mi riguarda partiamo dal turismo, che è quello che dovrebbe veramente essere la nostra risorsa principale. Il 5 di novembre non perdete l'occasione, votate per voi. Sono Maria Bellavia, sono di Porto Empedocle, sono nata e cresciuta lì, comunque abito ad Agrigento in gran parte dell'anno perché lavoro alla Camera di Commercio. Ho deciso di scendere in campo, proprio di schierarmi nel Movimento 5 Stelle perché reputo che sia l'unica forza politica, l'unico movimento politico sano che possa dare la possibilità ai siciliani di poter rinascere, perché noi abbiamo una bellissima terra, solo che è stata deturpata e noi vogliamo farla rinascere, dare la possibilità ai nostri figli di ritornare oppure di non scappare. Giovanni Di Caro, sono un ingegnere di Favara. Nel 2012 ci siamo proposti come una forza in totale dissenso al sistema politico. Oggi invece ci proponiamo come forza propositiva di governo. Questi 5 anni ci sono stati molto utili per capire quali sono le inefficienze dei servizi, soprattutto nella pubblica amministrazione. Siamo in grado di governare la Sicilia e credo che lo faremo bene. Noi abbiamo davanti il 5 novembre un referendum. Il referendum è noi contro chi ha totalmente distrutto questa regione. Matteo Mangiacavallo, deputato uscente, si ripropone appunto e richiede il consenso anche per questa legislatura. Sì, portiamo avanti 5 anni di esperienza con la quale ci siamo costruiti come forza di governo credibile. Noi siamo quelli che abbiamo fatto, abbiamo tagliato i vitalizi, abbiamo tagliato i nostri stipendi, abbiamo tagliato le auto blu e abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali. Noi abbiamo fatto. La cosa strana è che in questi giorni chi si propone, ha già governato la Sicilia, dice faremo, ma noi diciamo perché non l'avete fatto in questi anni? Quindi Movimento 5 Stelle sono quelli dell'abbiamo fatto e faremo anche da governo.